assetto istituzionale fatto di un articolo e 300 volte. Beh, è stato ispirato da Ossoni, capite? Che era presidente dell'ANCI e quindi ha scritto, disegnandola su di sé, la legge di riforma delle città e dell'istituzione delle città metropolitane, che è una legge che aspettavamo da 15 anni. E alla fine è venuta fuori così. Capite? Siamo un federalismo stravolto. In nessun sistema al mondo c'è un meccanismo in cui il sindaco della città capoluogo diventa di diritto il sindaco della città metropolitana. Si può prevedere un meccanismo diverso, però a che condizione? Che devi scorporare, devi spacchettare, devi rompere in 1000 pezzi il comune capoluogo. Quindi è un'ipotesi che non si farà mai. Cioè, per poter mettere nello statuto che c'è l'elezione diretta del sindaco metropolitano, sei costretto a spaccare il comune capoluogo. È una follia istituzionale un meccanismo di questo tipo, capite? Questo è un esempio, ma poi l'altro esempio, molto più recente, che ci ha toccato tutti, è stata la vicenda dell'IMU o della IUC. Abbiamo introdotto un'imposta che si chiama Unica, questa era stata disegnata da me quando nel 2011 presiedevo la Copa, e lo scopo era semplificare. Facciamo un'unica imposta, si chiamava così, imposta municipale unica. Quindi mettiamo dentro all'ICI anche l'IRPEF, che prima si paga allo Stato, e abbiamo semplificato, si paga solo al comune, a saldo zero per il contribuente. Nel tempo cosa è diventata? È diventata la IUC, che continua a chiamarsi imposta unica municipale, ma è composta da 3 imposte, perché c'è l'IMU, la TASI e la TARI. Ha raggiunto 200.000 aliquote, ha 97.000 detrazioni diverse. I comuni hanno categorizzato gli immobili secondo 9.700 modelli diversi. Capite? E la chiami ancora imposta municipale unica, un mostro del genere, capite? Qual è stata la follia? Dire che a tutti i comuni, siccome la logica è sempre quella, dare l'autonomia completa a tutti i comuni. Ma questo non è federalismo. In Italia hai 8.000 comuni, di cui il 70% ha meno di 5.000 abitanti. Petesina ne ha 32. Se tu dici a ogni comune puoi stabilire detrazioni e aliquote, è l'inferno fiscale. Tant'è che oggi addirittura l'associazione di categoria hanno gettato bandiera bianca, hanno sventolato bandiera bianca. I commercialisti hanno sventolato bandiera bianca, ci hanno mandato una lettera a tutti i clienti dicendo: guardate che non venite a farvi calcolare l'IMU da noi perché vi costa di più dell'imposta. Perché io mi devo studiare tutti questi regolamenti, in certi casi 400 pagine di regolamenti. In alcuni casi dei comuni hanno messo la detrazione al 50% per chi adotta un cane randagio, oppure una detrazione ancora forte per chi ha un invalido a casa con invalidità superiore al 100%. C'è scritto così nel regolamento, al 100%, non so cosa è. Questo è l'inferno fiscale. L'inferno fiscale. In Germania, non mi sembra mai venuto in mente una cosa del genere. Da noi, ai comuni li hai massacrati coi tagli, la stessa IMU dà meno gettito della vecchia ICI, perché lo Stato ha fatto un prelievo, capito? Si è tenuto da gran parte del gettito, se lo prende lo Stato, che ha istituito una compartecipazione, un'altra cosa che non esiste al mondo, su un tributo locale. Quindi il sindaco ci mette la faccia sull'imposta, che si chiama imposta municipale, ma i soldi li prende lo Stato. Capite che cortocircuito folle, anzi prendono meno di quando c'erano l'ICI. È una follia istituzionale, cioè in nessuna parte del mondo c'è un tributo locale compartecipato dallo Stato in questi termini. Quindi hai massacrato, il cittadino non capisce più. Il cittadino oggi paga l'IMU, la TARI, la TASI, bestemmiando il comune e lo Stato. È rotto, non capisce più. È stata una follia istituzionale una cosa del genere, stravolgendo completamente quello che avevamo pensato nel 2011, un'imposta che permettesse la tracciabilità. Cioè tu sindaco mi chiedi queste tasse, vanno a te, io ti misuro poi col voto. Questa era la logica, a costo zero per il contribuente. È diventato il triplo o il doppio, capite? I soldi non vanno al comune ma vanno allo Stato. Però a ogni comune gli tolgo i soldi ma gli do il potere di complicare la vita ai contribuenti. Una follia totale. Appunto in Italia c'è 8.000 comuni, il 70% sono di 5.000 abitanti,
è diventato l'inferno fiscale. La pagina più oscura della nostra storia fiscale è questa. Vede, federalismo stravolto. Non è così federalismo, vuol dire do le risorse, do la tracciabilità dell'imposta e però faccio un sistema unico. Oppure dico, magari solo i comuni sopra 100.000 abitanti gli do la possibilità di fare le detrazioni o le modifiche, non al comune a Pedesina che ha 30.000 abitanti, che io ho la casa Pedesina e devo studiare il regolamento di Pedesina. Capite? Follia istituzionale. Allora, quindi in Italia c'è questo l'altra vicenda, quella delle province. Stiamo vedendo cosa sta succedendo. Le province, prima le abbiamo abolite, poi la Corte Costituzionale dice che non è incostituzionale, poi si ritorna a rimodificarle, nello stesso tempo gli fanno dei tagli draconiani, mostruosi, e le funzioni senza risorse cercano di passarle ai comuni o passarle alla regione, avendole tagliate perché siccome era l'anello debole della catena su quello vengono scaricati i tagli. E oggi c'è i dipendenti in giro che non sanno da cosa fare. Non hai razionalizzato il sistema in questo modo. Veniamo adesso dico, questi sono emblemi significativi. La riforma costituzionale che è in discussione adesso in Parlamento. Secondo me è molto positiva perché rimedia al tragico errore che aveva fatto la riforma del titolo quinto, però ha anche delle grandi ombre che sono molto pericolose per una regione come il Veneto. Rimedia alla riforma del titolo quinto che ha fatto una follia, appunto qui di fronte a un rappresentante di un land tedesco, quando io la racconto loro non ci credono, che noi è stato possibile in Italia arrivare a un punto di questo tipo. Noi abbiamo decentrato posizioni più del Canada, grandi reti di trasporto, è diventata materia concorrente. La legge obiettivo quando venne fatta venne subito impugnata alla Corte Costituzionale perché si diceva no, ormai le grandi reti di trasporto che neanche il Canada ha decentrato, neanche il Canada, noi l'abbiamo decentrato. Vedete, follia totale. Ma la cosa più grave è che fai un decentramento legislativo fortissimo ma non metti un organo di raccordo senza Senato federale, cioè rimane nel bicameralismo paritario perfetto del 1948, che ormai non ha neanche questo nessuno Stato al mondo. Quindi manca il punto di raccordo. E questo ha creato il disastro. Si è creato quello che io chiamo il policentrismo anarchico, cioè tanti centri che producono norme ma nessuno che le coordina. Alla Corte Costituzionale i ricorsi erano 30 prima del 2001, oggi sono circa 200. Non c'è legge dello Stato, legge della Regione che non sia impugnata alla Corte Costituzionale. Quindi vuol dire un anno ferma. Dite, pensate a un investitore come fa a venire a investire, si sa che è una legge, non sai se verrà applicata oppure no, perché ha un anno di sospensione rispetto al giudizio della Corte Costituzionale. Policentrismo anarchico, cioè mantengo il bicameralismo paritario perfetto ma faccio questo fortissimo decentramento legislativo. Sulla carta oggi una regione italiana ha più poteri di un land tedesco, sulla carta, che poi nella realtà non è così, ma sulla carta è così. Ma non c'è un Senato federale, quindi non c'è il Bundesrat, quindi una follia, il caos, manca il coordinamento, lo Stato è assolutamente latitante nel riuscire a coordinare il sistema. Il federalismo è possibile se hai uno Stato forte, non che è in grado di coordinare, non se è uno Stato debole, inefficiente. Quando c'è da commissariare un comune come Napoli, invece di commissariarlo lo si ripiana. Stato debole, capite? Una follia. Napoli 2 anni fa è stata ripianata con un prestito decennale, andava a commissariare per evitare il commissariamento. Quando non fai commissariamenti in queste situazioni, butti via i soldi. Catania era stata ripianata con 140 milioni di euro nel 2009, oggi ha un buco di 1 miliardo circa. Taranto era stata commissariata, oggi è conti in ordine. Questo è. Lo Stato ci deve essere, e deve essere uno Stato forte, dove l'autonomia è esercitata male. Da noi invece abbiamo avuto uno Stato che non ha coordinato, però si è dimostrato centralista nei confronti di tutti, in modo indiscriminato. Quindi anziché meno Stato nelle realtà efficienti e più Stato nelle realtà inefficienti, noi abbiamo avuto più Stato nelle realtà efficienti e meno Stato nelle realtà inefficienti. Questo è il cortocircuito del centralismo italiano, no? Allora, la riforma che è in discussione è positiva perché supera il bicameralismo paritario perfetto e istituisce
costituisce questo Senato delle autonomie, che ha tanti difetti, però sicuramente fa fare un passo in avanti, a mio avviso, al sistema. È positiva, questa è stata una mia battaglia fatta nelle audizioni in tutte le sedi, perché introduce i costi e i fabbisogni standard in Costituzione, cioè siamo riusciti a far entrare i costi e i fabbisogni standard nell'articolo 119, quindi sono costituzionalizzati, e questo è positivo. È negativa poi perché nel disegnare il nuovo titolo quinto, quindi il nuovo assetto regionale, manca di un disegno, cioè manca completamente il disegno. Tratta la Costituzione in fondo come un regolamento di condominio, cioè dove basta spostare qualche casella. La Costituzione invece è la carta fondamentale, dovresti decidere i valori su cui tu vuoi impostare un modello, su cui tu vuoi impostare un decentramento. E i valori qua, dentro cui doveva ruotare tutto, che doveva essere il faro verso cui andare, era il principio di responsabilità. La Costituzione italiana, nel rivedere il titolo quinto, doveva ispirarsi al principio di responsabilità. Questo era il tono costituzionale che occorreva. Invece qui abbiamo una specie di regolamento di condominio che sposta le caselle. Ad esempio, viene abolita la competenza concorrente. Competenza concorrente, per cui lo Stato fa i principi e le regioni fanno i dettagli, viene abolita. Vengono riportate un sacco di competenze allo Stato. In certi casi, giustamente, secondo me è molto giusto che le grandi reti di trasporto, la produzione e la distribuzione nazionale dell'energia tornino allo Stato. Ma poi si inventa una formula per proprio non eliminare del tutto la competenza concorrente, si dice lo Stato poi fa norme generali per esempio sul governo del territorio, quindi non è più la materia concorrente, governo del territorio, ma è lo Stato che fa le norme generali, che è la stessa identica cosa. Quindi è un'operazione gattopartesca da questo punto di vista, cioè cambiare, fare finta di cambiare, ma in realtà lasciare le cose come stanno. Ma soprattutto si introduce una competenza delle regioni che è residuale, che c'era già nel titolo quinto. Tutto quello che non è nominato diventa delle regioni. Questo c'era già nel titolo quinto attuale. Però qui viene cambiato, cioè dice ma in particolare, e fa un elenco di materie. Quindi abbiamo l'assurdo dal punto di vista costituzionale di una competenza residuale che riguarda le materie innominate, che è nominata. E dice su tutto però in particolare. Allora cosa vuol dire? Che finirai per fare solo quello che è in particolare, quindi riduce fortemente le competenze regionali. Ma poi c'è quindi passiamo dalla competenza concorrente all'italiana, dove spesso lo Stato non ha fatto i principi fondamentali di materia urbanistica, io mi occupo anche di amministrativo, ma in urbanistica non c'è mai stata la legge quadro. Quindi si è dovuto lavorare su ricostruire tramite i principi e la Corte Costituzionale quelli che erano i principi dello Stato, perché lo Stato anche qui, mancanza di coordinamento, non ha mai fatto la legge quadro. Passiamo dalla concorrente all'italiana alla residuale all'italiana, anche questa è una cosa che non si vede da nessuna parte. Ma la cosa più pericolosa per il Veneto è la clausola di supremazia, cioè viene introdotta una clausola per cui lo Stato può riprendere qualsiasi materia regionale. E può riprenderlo, e rispetto a questo il Senato praticamente non ha poteri. Cioè quando la Camera dei Deputati decide di ricentralizzare una qualsiasi materia, il Senato praticamente non ha poteri, può solo chiedere un riesame, ma poi dopo cede, e quindi vuol dire che qualsiasi materia può essere ricentralizzata. Allora questo secondo me può avere un effetto devastante per il Veneto come per le altre regioni virtuose italiane. Pensate, in materia di organizzazione sanitaria, lo Stato potrebbe ricentralizzare tutto il sistema. Allora, noi in Italia abbiamo una sanità che è al secondo posto nei paesi OCSE per qualità e all'11° per spesa, quindi assolutamente efficiente. Assolutamente efficiente. Il problema è che questa efficienza è dettata da alcune regioni che sono straordinariamente efficienti e altre che sono straordinariamente inefficienti, cioè abbiamo il meglio e il peggio del mondo. Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana sono dei modelli mondiali di sanità. È molto difficile trovare in altri sistemi un rapporto di qualità-costi come quello di queste 4 regioni. Sono modelli esportati in tutto il mondo.
sono modelli che si basano su specificità organizzative regionali, cioè il modello del Veneto è molto diverso da quello della Toscana, quello della Lombardia è molto diverso da quello dell'Emilia Romagna. Su questa diversità di disciplina hanno costruito la loro efficienza. Dico, la sanità del Veneto è un modello che si è costruito negli anni di efficienza, non li trovate in altri paesi modelli così. Ha ridotto il tasso di ospedalizzazione, ha fatto una serie di misure straordinariamente efficaci. Poi potete dirmi c'è qualche difetto, ok, ma non trovate in altri paesi modelli di questo tipo. Non li trovate in Germania, non li trovate in Gran Bretagna. Più abbiamo il peggio del mondo, capite? Cioè la sanità del Lazio, la sanità della Calabria, la sanità della Campania, il peggio del mondo, dove praticamente costa di più pro capite che in Veneto, ma la qualità è drammaticamente bassa. Per una serie di motivi strutturali, alto tasso di ospedalizzazione, per esempio, di inefficienze, di rendite. L'Umberto I a Roma ha un primario ogni 2 posti letto, appunto la media nazionale che è 1,6, quello ne ha 1,2, ha più primari che pazienti quasi. Allora, questo determina l'inefficienza. Però, mettendo insieme efficienza e inefficienza, noi siamo secondi per qualità e undicesimi per spesa. Quindi vuol dire che mettendoli insieme, quelle veramente efficienti sono un modello straordinario. Ora, se tu dici clausola di supremazia, questa è una clausola vampiro, nel senso che può riprendere qualsiasi cosa. Se tu mi fai cosa succederà probabilmente? Succederà che per cercare di recuperare ai difetti della sanità della Calabria o della Campania si ricentralizzerà la sanità e lo Stato potrà farlo. E allora avrai devastato i 4 modelli virtuosi che avevi in Italia, li hai distrutti, perché quelli lì si basano su specificità territoriali, un rapporto aziende ospedaliere, cioè tutto calibrato in modo diverso, in un caso, e tu ricentralizzi, lo devasti. E lo ricentralizzerai nel tentativo di recuperare alle inefficienze delle altre regioni, e sarà questa la ragione, ma là non recupererai, perché non recuperi quelle inefficienze con le leggi, le recuperi con i commissariamenti, cosa che noi non abbiamo mai fatto, perché per un'assurda interpretazione del titolo quinto non abbiamo fatto Bassolino commissario della sanità della Campania, che era quello che l'aveva devastata. Gli abbiamo aumentato i poteri, commissario Bassolino, follia, perché autonomia, il federalismo. Ma questo non è federalismo, lì il federalismo implica che tu arriva al commissario statale, non che ci rimetti il Bassolino commissario. Quelli le recuperi con i commissariamenti, no? Con questa dinamica. Quindi da questo punto di vista la riforma costituzionale può essere veramente molto pericolosa. Io credo che l'unica possibilità sarebbe che il Veneto venisse detta nell'articolo 116 come regione a statuto speciale. La specialità del Veneto sarebbe l'unico modo in cui si sta. Bisogna votare la specialità del Veneto, cioè nell'articolo 116, perché è l'unico modo in cui si protegge, perché alle regioni speciali la riforma non si applica. Alle regioni